Venerdì 23 marzo abbiamo partecipato alla presentazione della stagione 2012 promossa dall'Unione Ciclistica Bassopiave Gigi Turchetto. Le cantine Paladin di Annone Veneto hanno ospitato l'evento a cui hanno partecipato numerosi campioni del ciclismo mondiale. Vediamo il servizio di Elisa Borri. Venerdì 23 marzo alle cantine Paladin di Annone Veneto si è tenuta la presentazione del 61esimo Giro dei Tre Ponti e del circuito notturno in memoria di Fortunato Cestaro. È una serata veramente stupenda perché effettivamente questa sera viene proiettato sia il Giro dei Tre Ponti sia la corsa notturna ed è veramente delle corse che sono molto seguite dai nostri concittadini di San Donà e non. I due eventi in programma per domenica 20 maggio e giovedì 19 luglio sono organizzati dall'UCI Bassopiave Gigi Turchetto e vedono la partecipazione di almeno 200 ciclisti tra professionisti e non. È una serata diversa dal solito perché abbiamo avuto l'onore di avere qui con noi due grandi del ciclismo, a dire Moreno Argentin, il nostro idolo di San Donà di Piave, e Claudio Chiappucci. Tra gli ospiti d'onore della serata sono intervenuti i presidenti del ciclismo veneto e veneziano, Bruno Capuzzo e Fabrizio Olia, ma anche nomi importanti del ciclismo come Claudio Chiappucci, Silvio Martinello, Moreno Argentin ed il campione paralimpico Andrea Terlao. Com'è praticare questo sport? Non è facile essere una professione perché intanto bisogna rinunciare a tante cose e poi bisogna fare tanta fatica, è uno sport di fatica il nostro, quindi per arrivare in alto, per essere così come detto una professione, bisogna farlo a tempo pieno. Quindi pochi riescono a farlo proprio per questo motivo, perché alla fine emergono quelli che fisicamente sono forse più dotati, ma non solo, anche di testa, perché ci vuole tanta testa. È uno sport che non ha costi, salubre, pedali, quindi anche fisicamente ti aiuta a mantenere la forma. Nelle gare si fa spettacolo gratuito, quindi è uno sport che ha tante peculiarità. Dobbiamo ringraziare invece l'UCI Bassopiave che si dà molto da fare, sono diventati specialisti nell'organizzare questi due eventi, l'organizzazione è perfetta, occupano gran parte della sede stradale dove viene chiusa logicamente, ma un'ora dopo tutto è ritornato come prima. Questo ci fa ben sperare anche quest'anno e limitiamo al massimo quelli che sono gli eventuali disagi per la gente che abita in centro. L'appuntamento con il Giro dei Tre Ponti è previsto per domenica 20 maggio e giovedì 19 luglio con il circuito notturno in memoria di Fortunato Cestaro.